Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, appuntamento con live con le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Dunque apriamo subito questo audio video giornale. Deceduto questa mattina al nosocomio di Udine, dove si trova ricoverato causa alle precarie condizioni di salute, Arnaldo Ciriani, papà del sindaco di Pordenone Alessandro e del senatore di Fratelli d'Italia Luca. Pochi giorni fa aveva compiuto 90 anni. Stimato medico a Fiume Veneto, Ciriani era anche una persona molto ben radicata per quanto riguarda la cultura. Lascia la moglie e 4 figli. La data dei funerali al momento non è stata ancora fissata. E ora cambiamo argomento. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è positivo al Covid-19. Come riportano i media locali, il presidente del Friuli Venezia Giulia è asintomatico, ma ovviamente si è posto subito in isolamento. Fedriga ha anche sospeso tutti gli appuntamenti in presenza, continuerà a lavorare da remoto. Chiaramente non potrà partecipare alla cerimonia di insediamento del capo dello Stato Sergio Mattarella, in programma domani. Ed ora cambiamo completamente argomento, andiamo a parlare di cronaca per quanto riguarda i fatti accaduti sempre in regione. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Trieste, coordinati dal sostituto procuratore Chiara De Grassi, hanno tratto in arresto un 36enne del luogo che nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di oltre 400 grammi di marijuana, 17 di hashish, strumenti per il confezionamento e la pesatura delle dosi e quasi 500 euro in contanti, verosimilmente provento dall'attività di spaccio. Torniamo a Pordenone e parliamo della qualità della vita nel capoluogo della destra a Tagliamento in questo servizio. Andiamo a sentire le dichiarazioni del sindaco Ciriani. Sulla qualità ambientale delle città promossa da Lega Ambiente, pubblicata sul Sole 24 Ore, vede Pordenone sempre svettare, siamo al 5° posto. È vero che scivoliamo di 2 posizioni rispetto all'anno precedente dove eravamo terzi, ma è una classifica tecnica particolarmente complessa che va analizzata nei dettagli. Siamo particolarmente forti nell'evitare la dispersione della rete idrica, nella raccolta differenziata, nel numero di alberi che sono stati piantati, pensate un po', o alla rete ciclabile. Abbiamo però ancora dei deficit, per esempio le PM10 che a Pordenone sono un grande problema, non solo legate al traffico veicolare, ma probabilmente all'utilizzo delle stufe a pallet o comunque di bruciatori inquinanti, e l'altro aspetto grave è quello della depurazione dell'acqua, in cui siamo veramente bassissimi in classifica, e questo spiega anche la volontà dell'amministrazione comunale di investire nelle fognature e nella infrastrutturazione per la depurazione delle acque. In ogni caso essere quinti a livello nazionale come capoluogo è comunque un segnale importante, che significa che la qualità ambientale della città nel suo complesso è assolutamente un dato di fatto, è un dato accertato. Il fatto di essere scivolati 2 posizioni ci consente però anche di valutare gli aspetti critici e di poter intervenire per migliorare ulteriormente la qualità della vita di Pordenone. È tutto per quanto riguarda questa edizione flash, appuntamento più tardi, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.